così. Per cui grazie a tutti voi che siete venuti a Sassari a festeggiare con noi tutta la Sardegna. Grazie. E con voi vogliamo ringraziare davvero la struttura del comune di Sassari. Potete solo immaginare quanto lavoro, da quanto tempo il comune muove tutte le sue risorse umane, soprattutto per organizzare un evento così impegnativo. E dovete sapere che dietro a questa grande macchina alla fine ci sono pochissime persone, ma così motivate, così appassionate da quella situazione ideale per questa iniziativa che giunge alla quinta edizione del concorso Pani di Sardegna. Sono stati contattati tutti i gruppi folclorici, le associazioni che hanno animato la cavalcata sarda edizione 2017 e sono stati invitati appunto a contattare i panificatori dei loro centri di provenienza, che hanno così voluto inviare 2 campioni che sono stati da una giuria valutati e poi premiati. E in questo momento ovviamente noi restituiamo questo onore e vogliamo farlo sul palco principale di questa festa attraverso l'organizzatrice del concorso. La accogliamo con un bel applauso, Sonia Martinelli. Venga Sonia. E al presidente della commissione di valutazione, Tommaso Sussarello, che è uno studioso del pane. Un applauso per tutti e due, perché davvero questa iniziativa è bellissima, perché la cultura della Sardegna si presenta in tante forme. E invitiamo anche sul palco a raggiungerci, e poi ovviamente racconteremo il motivo della loro presenza, l'amministratore delegato della Grimaldi, Eugenio Cossu. Le chiedo di raggiungermi, così come anche Gianni Simola per l'Acqua San Martino, che è uno sponsor che ovviamente ha voluto sostenere questa iniziativa che adesso andiamo a premiare. Sonia, così gentile, così sorridente sempre, ci aiuti a entrare in questo momento della premiazione. Sì, allora, come diceva Giuliano, siamo arrivati alla quinta edizione e quest'anno su oltre 70 gruppi che hanno partecipato alla cavalcata abbiamo ricevuto oltre 40 campioni di pane, e ce n'è una varietà vastissima e ancora molti altri da scoprire e come dire, da restituire al nostro territorio, perché alcuni sono straordinari e non ne conosciamo la bellezza e la bontà e l'arte che c'è dietro. E io direi di passare direttamente alla premiazione, se tu sei d'accordo Giuliano, oppure ci sono stati quest'anno degli interventi molto particolari di pane. Io darei la parola un momento a Tommaso Sussarello che può fare che ci dice cosa è successo nell'ambito della giuria, proprio un secondo, perché ci piace raccontarvi intanto una cosa che posso già dire, che il prossimo anno ovviamente fino a quest'anno erano solo i gruppi partecipanti alla cavalcata sarda che avevano il piacere di contattare e invitare i panificatori. Dall'anno 21 tutti e 377 paesi della Sardegna potranno fare questo Speriamo, lavoro. diciamo che l'idea è proprio quella di coinvolgere tutti i panificatori di tutti i territori, perché ci sono tanti territori che stanno perdendo i propri panificatori e questo è un peccato, perché ci sono tradizioni ricchissime che vanno via via, come dire, no? Perdendosi, e quindi vogliamo recuperarli e recuperare anche una modalità di panificazione naturale che è buona e che arricchisce la nostra tradizione. Allora un saluto del dottore Sussarello e poi procediamo alla premiazione. Vi diremo chi ha vinto quest'anno. Sì, al quinto anno la manifestazione ormai è maggiorenne, è cresciuta, abbiamo raccolto il consenso di tantissimi territori della Sardegna, con anche delle novità del lavoro che abbiamo iniziato e che proseguiremo nei prossimi anni. Allora cosa è successo? Si è riunita la commissione di qualità, ha valutato i 2 campioni di pani richiesti che ciascun gruppo ha fatto pervenire, uno per l'assaggio e l'altro per l'esposizione. Terzo classificato, così so che siete curiosi soprattutto di sapere chi ha vinto, il gruppo folk Santuiaco di Orosei ha rappresentato il panificatore, quindi panificio Pina Contu di Orosei, che ha vinto il terzo premio per la tipologia di pane Carasau. Venga avanti che è il terzo premio. Purtroppo sì, c'è stato un problema, il gruppo è dovuto rientrare e quindi non c'è nessuno che lo ritirerà, però insomma ci faceva piacere preoccuperemo assolutamente di far avere loro tutto. Sono stati comunque avvisati del premio, sia la signora Contu che il gruppo di Santuiaco. Vi ringrazio ragazze.
secondo classificato, e qua consegneremo 2 premi perché c'è anche una menzione molto speciale per il pane da gastronomia a cui faceva riferimento il dottore, e devo dire che lo stesso panificio vince questo doppio premio, la menzione speciale ma anche il secondo premio per la tipologia di pane zicchi molle e appunto per il pane da gastronomia. Il panificio è Testoni di Bonorva, pensate quale donne danno forza, perché sono loro davvero che hanno il piacere di lavorare e di operare, e ovviamente questo panificio era abbinato al gruppo folk Sas Bonorvesas di Bonorva. Vengono avanti, c'è anche la signora Testoni del panificio con il marito e la signora Emanuela Sasso. Perfetto. Per il gruppo. Per il gruppo il premio è stato offerto dalla Grimaldi e il secondo premio è stato offerto dalla Grimaldi e lo darà il signor Eugenio Cosso alla signora. Perfetto. Quindi ringraziamo il dottor Cossu e la Grimaldi che ha voluto così essere presente a questa manifestazione con questo premio. Grazie. E facciamolo vedere. Io vorrei spendere solo 2 parole sull'artista che ha realizzato i premi, che sono delle ceramiche particolarissime. Si chiama Rosaura Sanna, è un'artista di Nuoro e lei lavora la ceramica così come si lavora il pane, cioè letteralmente lei utilizza il mattarello per stendere la sfoglia, sottilissima, viene fatta la doppia cottura con la smaltazione, e utilizza anche i timbri per decorare, che sono i timbri che si utilizzavano anticamente quando si utilizzavano i forni comuni, per cui le famiglie ponevano un timbro proprio per evitare che il proprio pane si andasse a confondere con quello degli altri, e quindi abbiamo pensato bene di adottare le sue ceramiche perché ci sembra veramente molto attinente. Una marcatura identitaria, veramente quella che riaffiora anche dall'arte e dall'artigianato. Il primo classificato per la tipologia di pane Ammodigadu vince il panificio Madrigosas di Olmedo, abbinato al gruppo folk Nostra Signora d'Italia di Olmedo, e anche qui abbiamo chi ritira il premio e quindi ci fa davvero piacere. Avanza chi deve porgere questa ceramica e ovviamente anche il ed è di nuovo ritratto. Eugenio Cossu che consegnerà il premio. E quindi c'è questo passaggio, questo bel momento, vi ricordiamo, per promuovere la cultura del pane. La Sardegna è terra di cultura e di tradizioni e questa iniziativa dei pani di Sardegna nasce per valorizzare questo aspetto della nostra storia. E tra l'altro è un'impresa anche questa tutta al femminile, e quindi onore anche alle donne che, devo dire, stanno prendendo sempre più piede nella nostra società, e questo è soltanto un gran vantaggio, direi. Grazie ancora. Davvero grazie a tutti. Io vedo un ritratto che è veramente meraviglioso. Potete avanzare, ragazze, così lo mostriamo. Grazie, voi potete. Prima ne abbiamo fatto menzione. Esatto. E quindi Sonia, cosa succede? Succede che questa è una menzione speciale perché, come appunto diceva Tommaso, si tratta di un pane che è alla base di un piatto della gastronomia sarda, quindi il pane zicchi. Il premio viene offerto da Gianni Simola dell'Acqua San Martino ed è un'opera realizzata dal maestro Mario Pitalis di Florinas, che vive però a Sassari, e lui ha già partecipato a molti concorsi e ha avuto diversi riconoscimenti, e abbiamo adottato proprio è stato offerto quest'opera che richiama il tema delle mietitrici che venivano fino a pochi decenni fa pagate in grano in base alla quantità di pane che riuscivano a raccogliere, e quindi era totalmente pertinente e ci fa molto piacere, l'opera è incantevole. Grazie, se Gianni vuole. E allora c'è questa consegna, vi ricordo che l'11 e il 12 agosto a Bonorva si terrà la sagra dei Suzzicchi, ma ci sarà anche un evento che riguarda il mondo delle tradizioni popolari, perché si terrà una sorta di raduno a significare Suballu Tundu più grande del mondo. Ci sarà proprio il Guinness dei primati che certificherà questo evento, quindi avrete questo accorpamento delle due situazioni, la sagra dei Suzzicchi che quindi valorizza il pane
e ovviamente la tradizione con tutti i gruppi della Sardegna. Ci sarà una sfilata immensa di colori che poi animeranno l'incontro. Grazie davvero in questo caso a Bonorva che ritira il premio, ma grazie a tutti loro, un Grazie a bellissimo tutti, sì. applauso. Grazie anche a tutti gli sponsor, alla Camera di Commercio che ci ha permesso, ci ha dato un sostegno fondamentale in questa operazione, e a tutti gli sponsor che non abbiamo citato ma che sono stati assolutamente preziosissimi. Grazie a tutti. Ancora grazie a voi, noi riaccendiamo subito la festa delle danze, dei suoni, dei canti di Sardegna.